Penultimo concorrente in gara, puoi salire sul palco. Accogliamolo con un applauso, tra un po' lo conosceremo, incoraggiamolo perché ha fatto veramente molta strada per essere qui con noi, è una cosa che ci dà tanta soddisfazione. Andrea Bellissai, che arriva da vicinissimo Cagliari, ha appena macinato con un fantastico macinino on demand della Malkonig la sua grammatura per 2 espressi. Inserisce, preme il pulsante e attiva immediatamente l'estrazione dell'espresso, flussa la lanciavapore e la pulisce come da regolamento. Ricordiamo che professionalità significa anche igiene. Ed eccolo qui che comincia a montare il latte e poi scaldarlo per realizzare le sue prime 2 bevande personalizzate a base espresso e latte. Andremo a vedere se realizzerà prima 2 tazze di bevanda utilizzando la tecnica del free pour oppure del designer latte, ma lo vedremo solo tra un istante. Vi ricordo a chi fosse appena arrivato che la gara ha un giudizio tecnico e visivo molto elevato. Ci dovranno essere delle corrispondenze fra quanto dichiarato dal concorrente sulle foto depositate qui davanti ai giudici con quanto viene realizzato. Maggiore sarà il risalto del disegno con un gran contrasto tonale fra l'oscuro dell'espresso e il bianco del latte, migliore sarà il punteggio. Molto importante la maestria e la tecnica con cui lavora il concorrente, il barista. Importantissima poi la tessitura del latte e tante altre piccole sfaccettature che fanno da contorno, tra cui l'originalità e la maestria del barista. E le prime 2 bevande versate con la tecnica del free pour sono pronte. Un applauso meritato ad Andrea. Ne approfittiamo mentre è in gara Andrea per ricordarvi che avremo ancora un concorrente subito dopo questa esibizione. I giudici si riuniranno, tireranno sullo score i risultati di questa gara. Abbiamo pensato di anticipare l'incontro di tutti i soci Sky Italia, visto che ci siamo, soprattutto dalla regione Sicilia, ma benvenuti tutti gli altri appartenenti alla nostra stessa famiglia. Faremo un incontro brevissimo di circa 30 minuti, andremo a raccontarvi quali sono le evoluzioni nel mondo, davvero in tutta la terra, delle associazioni, quindi SCA e SCAE. Questa fusione quanto è importante, ma quanto è importante quello che vi racconteremo tra poco per la vostra regione Sicilia. Quindi vi invito comunque a non andare via, anche perché dovrete sapere chi è il vincitore e chi sarà il secondo che arriverà a Rimini, quindi è importante che restiate qui con noi. Ricordiamo a tutti che ci sono 8 minuti a disposizione del competitor per terminare la gara nel tempo utile, poi ha 1 minuto di overtime.
Stop. Un applauso ad Andrea. Alziamo adesso un po' la musica così ci rallegriamo un attimo. Andrea, come stai? Eccomi qua. Vai. Non ho più polso. Non hai più polso, eh? Raccontaci di te, quanti anni hai, non ti conosciamo, o meglio tutti non ti conoscono bene, da quanti anni che fai questo lavoro? Ho 26 anni, arrivo da Cagliari. Faccio già da qualche anno questo lavoro, però è da pochissimo tempo che mi voglio specializzare. Cioè, cosa ti aspetti da questo impegno? Un futuro più bello, poi soprattutto mi piace tantissimo questo lavoro, cioè l'ho riscoperto. Prima non pensavo fosse così, adesso grazie sia a Sky, grazie ai corsi, grazie anche alle persone che amano questo lavoro mi hanno incentivato a dover continuare e comunque migliorarmi sempre di più. Sicuramente arrivare dalla Sardegna non è semplice, però investire sul proprio futuro è tanto. Andrea, ti lascio un applauso, il saluto dei giudici. Andrea Bellissai da Cagliari.